Un bando di 78 milioni di euro messo in campo dalla regione siciliana per favorire il ricambio generazionale e sostenere l'innovazione. Attraverso l'assessorato dell'agricoltura in favore dei giovani imprenditori che hanno un'età inferiore ai 41 anni che si insediano per la prima volta a capo di un'azienda agricola. Il sostegno consiste in un premio forfettario in conto capitale di 50.000 euro vincolato alla presentazione di un progetto di sviluppo dell'attività sia in termini di modernizzazione che di nuovi approcci produttivi maggiormente sostenibili in termini ambientali ed economici. Si tratta di una misura prevista nell'intervento SRE 01, insediamento giovani agricoltori nell'ambito del programma di sviluppo rurale della Sicilia, che mira ad attrarre le nuove generazioni nel settore offrendo strumenti che favoriscono le fasi iniziali di insediamento, tra cui l'acquisizione dei terreni, dei capitali e delle conoscenze. Le finalità, così come specifica il bando, modificato rispetto alla precedente versione in base alle indicazioni condivise con i rappresentanti del settore, includono l'incremento dell'occupazione, la parità di genere, l'inclusione sociale, lo sviluppo locale nelle zone rurali. Le domande di sostegno devono essere inoltrate attraverso il portale del SIAN che sarà accessibile da martedì prossimo 21 maggio fino al 30 settembre di quest'anno. Insieme alla domanda di sostegno dovrà essere presentato un piano aziendale che verrà poi valutato nel corso dell'istruttoria e che deve inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale, le tappe essenziali che ne caratterizzano l'attività, i tempi di attuazione, gli obiettivi, i risultati che si intendono raggiungere, evidenziando quelli orientati verso la sostenibilità economica e ambientale e verso l'utilizzo delle ICT e l'indicazione dei mercati target.